È stato con molta probabilità un colpo di sonno dell'autista a causare l'uscita di strada dell'autoarticolato che, privo di controllo, ha sfondato il guardrail finendo la propria corsa nella carreggiata opposta. Lo schianto non ha causato fortunatamente gravi conseguenze all'autista, che ha riportato comunque ferite e traumi di media entità. L'incidente è accaduto nelle prime ore di oggi sulla A4 in territorio padovano, ma le ripercussioni al traffico si sono fatte sentire anche nel veneziano. 13 km di coda verso est e più di 5 km di rallentamenti anche nel senso di marcia opposto, provocati dalle brusche quanto pericolose frenate di qualche automobilista attratto dallo spettacolare incidente. A farne le spese, infatti, a poco più di 200 metri dal luogo dello schianto, anche due mezzi pesanti che si sono tamponati. Nell'area dell'incidente hanno lavorato a lungo vigili del fuoco, ausiliari CAV e Polstrada.